Buongiorno, sono Giulia della quinta accoglienza dell'Istituto Cipriani e oggi sono qui insieme alla mia compagna Emma di seconda B. Siamo qui per il 30 anni dell'anniversario del Porto e come accoglienza abbiamo la quinta accoglienza e la seconda B e invece per sala la terza A sala. Invece la torta è a cura della terza B enogastronomia. La torta è composta da una base biscuit con crema alla gianduia e crema alla vaniglia. Al di sopra c'è granella di nocciole e pistacchio e gocce di cioccolato. Al centro della torta sono presenti 3 rose realizzate a mano in zucchero tirato e ognuna di loro sta a significare un decennio. Le rose derivano da una vecchia tradizione delle vetrerie di Murano che Canova per primo prese ad oggetto per poter far vedere la lavorazione del vetro. Qui invece la raffinatezza della lavorazione dello zucchero è il pasticcere ricreando delle rose che sembrano esattamente vere. Per l'occasione abbiamo preparato 700, circa 700-800 porzioni di dolce e tra un po' inizieremo a fare gli onori con i festeggiamenti. Le classi che hanno lavorato sono le classi di sala, le classi di cucina e le classi di accoglienza turistica.